Da quasi un anno il campo scuola Tommaso Podda, un tempo cuore pulsante dell'atletica nuorese, si presenta come uno scenario di abbandono, con i lavori di ristrutturazione bloccati e gli atleti costretti ad allenarsi in strada o in situazioni di fortuna. Roberto Boi della società atletica Nugoro Track and Field. Da circa un anno non solo col divieto di sosta per il parcheggio, ma proprio il divieto di entrare in questo campo. Perché? Purtroppo questi lavori che dovevano durare prevedibilmente molto di meno si sono prorogati per questioni legate alla fattibilità del campo, perché hanno trovato praticamente una vena acquifera, quindi colpe non è che possiamo darne a nessuno, un ritardo grave che ci ha provocato praticamente in parte l'abbandono di tanti atleti e in parte soprattutto ciò che ci preme di più, aver dovuto dimenticare completamente le discipline tecniche che sono i salti e i lanci. Noi possiamo continuare a correre, fare i lavori con quello che abbiamo praticamente, con le strutture che anche il comune ci ha dato, perché ci ha dato una palestra, ci ha dato campi dove possiamo andare a fare attività che però un po' ricorda l'attività che si fa in Kenya. In Kenya si corre e basta, non si può saltare, non si può lanciare, eccetera. Il materiale umano che noi abbiamo invece è più rivolto alle discipline tecniche dell'atletica leggera, che purtroppo stiamo totalmente tralasciando, e questa è la cosa più grave. Un sacrificio perché gli allenamenti si svolgono soprattutto fuori strada oppure al campo a Orani, quindi... Sì. I nostri ragazzi fanno il sacrificio di andare 2 o 3 volte alla settimana ad Orani dove ci ospita una società di atletica leggera, in un campo di atletica leggera, e lì possiamo sicuramente riuscire ad ovviare a questa mancanza, però chiaramente anche i ragazzi che studiano, perché sono tutti studenti, non possono sopportare sacrifici di questo tipo. La situazione sta diventando veramente molto grave, perché l'atletica leggera Nuoro ha sempre prodotto tantissimo a livello di discipline tecniche, saltatori, lanciatori, velocisti, che purtroppo non possono più trovare il giusto luogo dove poter lavorare. Quindi questo è il grosso problema. Quindi è un problema per tutte le società di atletica? Assolutamente sì, per tutte le società di atletica. Infatti stiamo cercando di fare un fronte comune per cercare di chiedere un velocizzare i lavori qui al campo. Noi chiediamo soltanto che ci si impegni veramente a livello di politica, perché i lavori non possono durare 2 o 3 anni, perché sarebbe una cosa di una gravità incredibile.